A fine 2015 il dato della crescita del Veneto si fermerà all'1% e nel 2016 all'1,3%. Nonostante ciò, per ritornare alla situazione pre-crisi 2007 dovremo attendere il 2018. Sono positive ma anche molto prudenti le previsioni di crescita del Paese presentate dall'ufficio studi della CGA di Mestre. Dobbiamo mettere certezze nel sistema bancario, che è uno degli attori, stavo per dire l'attore, certamente è un coattore fondamentale per la crescita e lo sviluppo. Sebbene l'export voli e il PIL, i consumi e il reddito disponibile hanno ripreso a salire, preoccupa l'andamento degli investimenti. Dall'inizio della crisi sono scesi di oltre 26 punti percentuali. Purtroppo nei prossimi anni la crescita sarà molto contenuta. Il Veneto, ricorda la CGA, è stata una delle regioni che ha sofferto più delle altre la difficoltà di questi ultimi 7 anni di crisi. L'aumento della tassazione, i tagli lineari alla spesa pubblica, il crollo degli investimenti e dei prestiti alle famiglie e alle imprese hanno colpito soprattutto i territori che prima dell'avvento della crisi stavano meglio. C'è un aumento dei consumi, avete visto, i dati del commercio, consumi interni, perché la crescita del nostro territorio si basa su due aree, l'area dei consumi interni e l'export. L'export abbiamo visto che va benissimo, i consumi interni, pur riprendendo, sono ancora a un livello basso. Per la CGA dalla disoccupazione vengono dei segnali positivi. La crisi ha determinato più che un raddoppiamento dei disoccupati in Veneto, da 73.000 nel 2007 a 167.000 nel 2014, ma il quadro tende al meglio. Entro il 2016 i senza lavoro dovrebbero scendere sotto le 130.000 unità.